qui, eccoci, ci siamo. Bene, allora abbiamo visto i coni, adesso vediamo un altro particolare del patrimonio immateriale. Pollenzo ha deciso di farci una sorpresa. Prego. Oh, grazie. Allora Giancarlo, se vuoi venire con la protagonista, Jack, questo magnifico cane femmina che è stato praticamente addestrato per la ricerca del tartufo. Lo facciamo salire? Sì. Allora, io farei una brevissima inquadratura del territorio di Pollenzo. Abbiamo scelto questo titolo un po' impegnativo che avete visto, Pollenzo da residenza reale a centro internazionale di cultura enogastronomica, anche attraverso il rapporto simbiotico tra il cane e il suo cavatore. Allora, eccola qui. Ieri abbiamo fatto una visita magnifica nel Palazzo Reale e devo dire che mi ha entusiasmato molto la bellezza del Piemonte di Torino. Grazie di averci offerto questa bellissima visita notturna. Abbiamo parlato del re Carlo Alberto di Savoia, settimo principe di Carignano, che alla morte di Carlo Felice sale al trono. Carlo Alberto ha fatto delle opere straordinarie in Piemonte, ma anche a Pollenzo. Carlo Alberto arriva a Pollenzo e vede questa immagine qui, cioè vede un borgo costruito sulle lisse di un anfiteatro romano. E qui devo dire che la città di Lucca si fregia di essere l'unica città italiana ad avere una piazza sulle lisse dell'anfiteatro. In realtà Pollenzo ha un borgo. Un anfiteatro romano che poteva ospitare intorno ai 15-16 mila spettatori, quindi una cosa molto grande. Carlo Alberto decide di preservarlo perché è affascinato da questa cosa e crea delle viabilità esterne, in modo tale da lasciarlo così integrale. Dopodiché vede la contea di Pollenzo, quindi il castello medievale, decide di fare una serie di interventi di trasformazione, ma soprattutto fa una cosa eccezionale, cioè vuole creare un'azienda agricola modello che fa sperimentazione in agricoltura e quindi inizia la coltura proprio di alcune piante, lo studio del terreno, la concimazione con queste famose cumuli di terra e cenere, no? Le mutere in piemontese chiamate. Studia proprio la geometria dei campi, questi vengono intervallati da filari di gelso, perché inizia anche lì la coltura del gelso per il bacco da seta. E tutto questo diventerà oggetto di un convegno nazionale, pensate, nel 1843, dove convergono a Pollenzo, all'Agenzia Reale di Pollenzo, studiosi dell'agricoltura. L'Agenzia Reale di Pollenzo, che oggi si chiama Agenzia di Pollenzo SPA, perché è una società per azioni, che ha acquistato tutto questo patrimonio e lo ha trasformato in quello che è la sede di questa università degli studi di scienze gastronomiche, che è unica al mondo. Quindi solo questa in Italia. E poi ha realizzato anche lì una banca del vino e una struttura alberghiera. In sostanza ha fatto un recupero strutturale ma anche funzionale di quello che era quella magnifica struttura di Pollenzo dell'Agenzia. Naturalmente da questo studio che lui ha fatto ci sono poi degli atti di questo convegno che sono interessantissimi, pieni di notizie, ma io ho avuto una grande fortuna e mi collego adesso alla storia di Giancarlo lasciando lo spazio a loro, perché ho abitato in quella struttura lì da bambino e quando ho avuto l'età, diciamo, della ragione, avevo scoperto in alcuni magazzini delle casse contenenti dei documenti e mi ero messo così a leggere, perché dovete sapere che a Pollenzo c'era l'economato generale di Casa Savoia. Quindi, nonostante la corte fosse a Torino, l'economato generale era a Pollenzo.
E da lì si amministravano tutte le cascine, i possedimenti, la produzione del vino, la trasformazione del vino, veniva fatta a Pollenzo. Ma avevo trovato delle lettere di cittadini di Pollenzo e del territorio che scrivevano all'economo chiedendo di poter raccogliere la legna, quella caduta a terra, oppure le pannocchie cadute e non raccolte, in cambio offrivano i tartufi ai Savoia, a Casa Savoia. Ma poi Giancarlo vi parlerà il legame proprio del tartufo con la Casa Savoia. Allora, io lascerei la parola a Giancarlo Bressone, che è il presidente dell'associazione Trifolau del Monregalese Cebano, nonché vicepresidente dell'Unione delle Associazioni dei Trifolau, del Piemonte. Lascio a lui lo spazio e soprattutto lo spazio alla nostra protagonista Jack, bellissima cagnolina. Grazie. Jack. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Scusate l'ora, di solito mi fanno parlare di tartufi nell'ora di pranzo, non è mai la cosa più simpatica che mi tocca fare. Oggi per fortuna parlerò di cani e del nostro legame, forse mi va un po' meglio oggi. Come diceva giustamente prima, i Savoia sono sempre stati attaccati al mondo del tartufo e soprattutto il conte Camillo Benso di Cavour, che era un grande stratega. Per lui era una buona usanza mandare nelle varie corti reali d'Europa il tartufo, che apriva abbastanza delle porte importanti. In Francia il tartufo nero pregiato cominciava a presentarsi dal XIV-XV secolo, mentre in Italia per una volta noi avevamo già il tartufo bianco, no? E questo era un divertimento di palazzo, far vedere la ricerca col cane ai vari ambasciatori, ai vari reali che si presentavano. E credo che Pollenzo fosse una di queste aree dove avveniva questo. E qui parte probabilmente l'usanza di utilizzare il cane come mezzo di ricerca per il tartufo, mentre in Francia usavano il maiale, animale un po' meno nobile nella ricerca, un po' più complesso da gestire. Se riesco a far partire un video, forse se mi aiutano a parte, ok. Sì, parte. Non so se si sente l'audio, forse manca l'audio. Così solo per farvi capire, adesso manca l'audio comunque. Cammini lì da solo con il cane sotto la luna piena. C'entra l'Università di Scienze Astronomiche di Pollenzo. Quando c'è la luna piena è una delle soddisfazioni più belle che provo nella vita, andare per tartufi. Specialmente da novembre in poi, quando c'è quella bella brina che cammini lì da solo con il cane sotto la luna piena, perché il tartufo è uno di quei prodotti pregiatissimi, ma o si ama o si odia. Guarda che non c'è una via di mezzo. Questo un po' per capire il legame che abbiamo noi col cane, no? Come c'è la simbiosi del tartufo con la pianta, noi ce l'abbiamo col cane. Se non abbiamo il cane non possiamo assolutamente, per legge non si può andare. Così volevo fare con voi magari una chiacchierata sull'evoluzione che ha avuto la ricerca in Piemonte e di conseguenza i tipi di cane che abbiamo dovuto così selezionare. Dall'inizio Novecento la ricerca era fatta praticamente dai contadini del luogo, conoscitori del posto, e questo veniva fatta quando la terra si riposava, da fine novembre, quando le stagioni erano ancora giuste, da novembre in avanti c'era il lavoro in campagna, si fermava, allora si cominciava a poter andare per tartufi, che era una buona integrazione già allora all'economia familiare. Quello che ci interessa di più è che c'era una grande copertura boschiva che coadiuvata dalla cura del bosco, c'era proprio una
una mentalità della cura del bosco, era una ricchezza il bosco, mentre adesso è cambiata un po' la questione. E questo cosa portava? Avere grande produzione di tartufi, e siccome si andava nell'ambito dell'areale della cascina, la concorrenza non era spietata. Perciò anche i cani non avevano una forte specializzazione, erano cani tante volte duplice attività, no? Pastorizia, erano cani da guardia o da pastore, era talmente facile farli che non richiedevano grandi sforzi. Si andava sempre negli stessi luoghi, il cane imparava bene gli stessi luoghi, aveva una buona memoria sia olfattiva che visiva, e nonostante coadiuvato dal Trifolao, che era una persona che conosceva molto bene i suoi boschi, no? I suoi luoghi di ricerca. Il benessere animale viaggiava un po' assieme al benessere umano, no? Pensiamo com'era l'alimentazione di una volta per gli umani, di conseguenza quella dei cani non si discostava, anzi qualche avanzo di cucina quando andava bene, latte e cosa riusciva a rubare quando si staccava magari dalla catena. Le condizioni igienico-sanitarie erano precarie sia per gli umani che per gli animali. C'era anche le credenze popolari erano molto radicate in quel periodo, no? Ancora adesso da noi si segnano i vermi, no? Come un'usanza che si usa, che sconfinava un po' nella stregoneria. I cani, povera bestia, quando si ammalavano o c'era la panacea di tutto, si dava un po' di latte, il latte andava bene per tutto, e allora era già un lusso in quel periodo lì. In tempi più moderni si migliora la situazione, perché i veterinari cominciavano a girare per le stalle, e il veterinario che andava, anche se non era con una specializzazione altissima, comunque si cominciava a far vedere l'animale e cominciavamo già a avere un po' più di benessere. Cambia completamente tutto col benessere economico. Dagli anni 50-60, soprattutto io parlo del Piemonte perché vivo qua, la fiera di Alba ha dato un grosso impulso, soprattutto dopo la guerra, grazie a Morra, che ha inventato questa macchina turistica, economica, importantissima. La ristorazione si è dovuta adeguare, avendo dei turisti venivano per quello. Perciò c'è sempre stata una richiesta maggiore di tartufi, però cambia completamente il paesaggio rurale. Le vigne cominciano a diventare importanti, si toglie bosco per dare vigna, e in tempi più moderni noccioli, ancora il noccioleto. Perciò il nostro areale di ricerca diventa sempre più piccolo e più difficoltoso. Inoltre con la motorizzazione non c'è più solo il contadino che girava attorno alla cascina, ma la gente comincia a spostarsi. Inoltre chi era andato in città per le fabbriche aveva abbandonato la campagna, però aveva ancora un legame forte, tornava magari anche solo il sabato e domenica e andava per tartufi. In questo periodo in Piemonte il cane tipico è il tabui. Il tabui poi ve lo spiego meglio il perché. Si è cercato di chiederci il perché questo nome, no? Dal bo, che è il tipico abbaio del cane, dal celtico taban, addirittura si è arrivato a pensare allo spagnolo taba, che vuol dire ossicino, poi alla lingua degli zingari, dove taba è il cane da guardia. Per noi tabui, non so perché è uscito questo, il tabui è proprio questo cane che deriva dalle più svariate incroci, di piccola taglia, di solito di colore chiaro, perché in Piemonte noi siamo una delle poche regioni che possiamo andare di notte. Avere un cane bianco vuol dire non accendere fonti luminose, segretezza dei posti, soprattutto negli anni 60, quando si andava con la mantella ancora, quando il cane scavava si metteva la mantella sopra e la fonte luminosa non era vista dagli altri tartufai, no? La segretezza dei posti. L'addestramento di questi cani cominciava a poche settimane, si privilegiava già la vivacità dell'animale, l'appetito verso il tartufo. Quando li mangiano per noi è già un buon segno, no? è già un qualcosa di positivo. E poi venivano subito premiati dopo che il ritrovamento di questi pezzettini. Com'è? Sì, tartufo, certo, mettiamo il tartufo, pezzettini, no?
quelli rotti, è il premio. Questi metodi etologici moderni che sono basati sui rinforzi positivi, quello che gli etologi chiamano il condizionamento operante, veniva già effettuato dai vecchi Trifolau inconsciamente, cioè venivano premiati tutte le volte che raspavano, cioè noi incoraggiavamo un comportamento che a noi fosse comodo, il cane prendo il premio, non sono scemo, continuo a farlo, no? Rafforzavamo questo meccanismo. Il problema è sempre questo, di cercare di avere un linguaggio comune col cane. Il problema è sempre che noi ci poniamo è quella ehi. Il problema è sempre quello di avere i cani intelligenti, no? Non è facile dire il cane è più intelligente del cavallo, è più intelligente del gatto. Semplicemente è come un animale utilizza le esperienze passate per risolvere i nuovi problemi, nuove situazioni che si trova davanti. Nei tempi moderni sicuramente il benessere animale è migliorato. L'alimentazione attraverso l'industria mangimistica che non si è solo occupata di zootecnia ma di piccoli animali, ha visto che il pet è un bel mercato, no? Forse più ricco ancora perché noi ultimamente spendiamo più tante volte per gli animali che per noi. E l'industria mangimistica l'ha capito questo, si trova di tutto, dai mangimi light per farli dimagrire, a quelli iperproteici per quando lavorano, c'è di tutto, rispetto a quelle prime slide che abbiamo visto, dove poverini, latte e gli avanzi di cucina, e questo comunque ha permesso anche di avere animali più forti, più sani, che lavorano anche meglio. E poi le cliniche veterinarie ormai sono su tutto il territorio, non sto a raccontarvi. Abbiamo avuto un periodo di Novax, no? Perché anche noi nei cani, io mi ricordo quando ero giovane studente di veterinaria che frequentavo gli studi veterinari, il nostro mondo dei tartufi è un mondo molto attaccato ai mercati, no? I mercati dove si vendono, i tartufi una volta si vendevano non su internet come adesso ma nel mercato, proprio c'era il mercato dove... E lì c'erano questi guru che le sparavano più grosse e dicevano no, non vaccinate i cani perché gli fa perdere l'olfatto. Una bestialità assurda, no? Scientificamente mai riuscito a provare una cosa simile. Sono bastate qualche epidemia di cimurro, in quel periodo lì c'era la gastroenterite che viaggiava forte, e allora tutti andavano poi a vaccinare i cani. Comunque considerando la progressiva diminuzione delle tartufaie, come abbiamo visto, soprattutto sul bianco che non è coltivabile, il tartufo bianco, ma è un prodotto naturale, l'aumento del numero dei cercatori, io sono in commissione d'esame, solo l'altra settimana in provincia di Cuneo ce n'erano una quarantina di nuovi cercatori. Rispetto un po' ai contadini che si limitavano ad andare nelle loro zone vicino alla cascina, noi adesso con le macchine ci spostiamo di chilometri senza preoccuparci più di tanto. Altro fattore, l'abbiamo visto, è quello della richiesta dei tartufi. Adesso parte la fiera di Alba e vi faccio immaginare che mondo turistico riesce a smuovere. Allora noi abbiamo dovuto sempre specializzare di più i cani per avere sempre un olfatto più potente e soprattutto i cani resistenti. La resistenza, come dicevo prima, si fa un po' con l'allenamento e un po' con l'alimentazione. Però devono essere costanti nel lavoro e cosa abbiamo fatto? Siamo andati dai nostri cugini, i cacciatori, che loro per secoli sono riusciti a selezionare sempre cani con l'olfatto più potente. Allora abbiamo incrociato i cani, lei ne è un esempio. Il problema era nell'inibire l'attività venatoria, perché noi andiamo nei boschi ci sono i selvatici. E allora il problema si è presentato di riuscire a dissuadere, sempre attraverso quel condizionamento operante che abbiamo visto prima, la ricerca, cioè portare la ricerca sul tartufo e dissuadere quella sulla cacciagione, sulla selvaggina. Inoltre noi lavoriamo malissimo come selezionatori perché lavoriamo sempre sulle linee femminili. I maschi difficilmente o li castrano perché sennò seguono le femmine e non hanno più sui tartufi, o chi ce l'ha difficilmente
lo presta per le monte alle cagne. E allora noi lavoriamo sempre sulle linee femminili. Abbiamo incrociato con tutte queste, tolto quella figura centrale che è l'agotto romagnolo, che è l'unica razza riconosciuta dall'ENCI per la ricerca, dove hanno lavorato sulle 2 linee. Noi incrociamo sempre, anche noi per moda, c'è stato un momento dei bracchi, dei braco pointer, degli spinoni, dipende un po' dalla moda, no? Abbiamo seguito anche noi un po' la moda. La domanda è sempre questa: ma qual è il cane migliore, no? da avere? Questa è una domanda da $1 milione, perché le variabili sono tantissime, dalla taglia, dal tipo di pelo, dipende dove io vado, se sono zone aperte o chiuse. Lei è una che raccoglie tantissimo tutta la varia vegetazione che andiamo a trovare. Il colore del mantello è importante, perché per poterli vedere di notte. Devo chiudere? Allora vado veloce. Io concludo. Dal tipo di olfatto dicevo solo questo, che la ricerca dei cani, noi cerchiamo dei cani con grande potenzialità olfattiva, ma bisogna anche tener conto che cani che hanno buona memoria, che vanno piano, che hanno un cerco meno sbrigativo e meno veloce, tante volte abbiamo gli stessi risultati. La fretta non è mai una buona consigliera, nemmeno qua. Concludendo, non è tanto la bravura, ma il rapporto che noi andiamo a instaurare col cane. Questo è la base di poter avere un cane equilibrato, un cane che lavora per noi, tutto basato sempre sul gioco e sulla fiducia. Faccio, se parte questo, se no dura 30 secondi, solo per farvi vedere. Più roba, perché è molto prima da scelta, più roba è il cane. Ora per messa una persona, perché è una compagnia, no? Sì, bravo. E il cane lo crei tu, lo crea il tuo carattere, la tua chimica. Non è una macchinetta, non è un robot. Sono veramente legato a lei. Solo per farvi vedere che a qualsiasi latitudine d'Italia noi andiamo, perché il tartufo non nasce solo in Piemonte, il rapporto è sempre questo, no? E questo rapporto ha permesso della candidatura come bene immateriale il sapere della ricerca, che ha portato i suoi risultati, dopo 8 anni di lavoro, a essere riconosciuti non il tartufo come un bene, ma la cultura, la cerca e la cavatura del tartufo. Grazie a voi. Grazie. Grazie naturalmente alla federazione, alla presidente Teresa Gualtieri, al vicepresidente Mauro Macale, a Maria Paola Azzario come Centro UNESCO di Torino, che avete organizzato tutto questo grande evento sul posto. Ne è valso la pena, complimenti a tutti. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi, grazie a tutti per la partecipazione. Adesso andiamo a chiudere con l'ultimo intervento di Torino, che ha aperto e ha chiuso questo tipo di iniziativa della 14ª edizione del World Tourism Event. Anche per lei 5 minuti, Presidente. Allora, una delle usanze della Federazione Italiana dei Club UNESCO è celebrare gli anniversari, le decadi, tutte le giornate che l'UNESCO ci indica, ma non celebrarle solo in quel momento, celebrarle per portarle oltre. Allora, la Federazione Italiana dei Club UNESCO e il Club UNESCO di Torino hanno in programma, a partire dal 13 novembre, un corso di nuovo aperto a tutti gli insegnanti, a tutti i ragazzi delle scuole superiori che vogliono fare PCTO e educazione civica attraverso i nostri programmi, un corso proprio sul patrimonio immateriale UNESCO, 20 anni di ricerca e valorizzazione delle tradizioni. Abbiamo appena avuto un esempio di che cosa significa portare avanti una tradizione, ma non solo una tradizione, renderla visibile e renderla concreta. Questo è il nostro manifesto iniziale. I destinatari naturalmente del nostro corso, che comincerà il 13 di novembre, sono come sempre
tutte le scuole, dalla scuola elementare alla scuola superiore, non solamente della Regione Piemonte, ma anche di tutte le regioni d'Italia che vorranno partecipare, grazie al fatto che si può fare ormai un discorso allargato grazie alle piattaforme Zoom che ce lo consentono. Il naturalmente percorso è valido per le attività di educazione civica e di sviluppo sostenibile come PCTO per un totale di 20 ore e vediamo come sono celebrate queste 20 ore, o meglio. La proposta è questa: il Club UNESCO propone un percorso triennale, l'abbiamo iniziato l'anno scorso e qui abbiamo il roll-up che lo testimonia sul patrimonio materiale, il secondo anno è dedicato al patrimonio immateriale e il terzo anno sarà dedicato, il prossimo, alle altre designazioni UNESCO in Piemonte e non solo, proprio per dare una panoramica di quante sono le occasioni che l'UNESCO propone per valorizzare i nostri territori, per valorizzare il nostro lavoro, per valorizzarlo a favore delle future generazioni, perché noi impariamo a mantenerlo in modo che i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri continuino a fruirne. Naturalmente insieme a collaboratori che sono, adesso ce la facciamo, eccolo qua, le collaborazioni che noi abbiamo sempre attivato sono collaborazioni con le cattedre UNESCO, nella fattispecie per quello che riguarda il patrimonio materiale e immateriale, la cattedra UNESCO di Torino che riguarda e la Fondazione Links, che sono cattedre UNESCO legate al Politecnico di Torino, la Federazione Italiana ovviamente delle associazioni ci dà come sempre, i club UNESCO piemontesi di Alessandria, Asti, Canelli, che sono andati via via crescendo e sono andati, come avete visto, dimostrando la loro collaborazione anche nella giornata di oggi. Oltre a questi avremo l'Accademia di Sant'Uberto, che naturalmente abbiamo conosciuto ieri nella persona del dottor Marinello e abbiamo conosciuto adesso quando abbiamo sentito i corni da caccia. Non abbiamo ancora messo la presenza della esperta che ieri ci ha dato le cose fondamentali rispetto al riconoscimento del patrimonio immateriale, che gentilmente è rimasta qui con noi questa mattina, che è Patrizia Nardi, che ci parlerà di macchine a spalla, ma non solo, ci parlerà delle cose fondamentali per individuare che cosa è patrimonio immateriale e che cosa invece è una cosa magari simpatica, ma che come patrimonio immateriale forse ha poco da vedere. Altri collaboratori sono naturalmente le organizzazioni internazionali che sono dentro il campus e il centro servizi didattici della città metropolitana. I patrocini richiesti sono quello per il Ministero della Cultura, che è arrivato ieri, un patrocinio alla Commissione Nazionale per l'UNESCO che non arriva mai, ma speriamo che magari quest'anno arrivi. La Regione Piemonte è già arrivata, la città metropolitana è arrivata anche quella l'altro ieri, città di Torino, l'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che sempre pubblica tutte le attività che come Federazione Italiana, a parte che abbiamo la Presidente inserita in più di un gruppo, ma che comunque anche come singoli club inviamo e ci portano sempre alla ribalta, dandoci anche delle belle lettere di collaborazione e anche di sostegno. Gli sponsor per ora che abbiamo sono la Regione Piemonte, perché siamo un istituto culturale e come tale abbiamo l'obbligo di fare dei programmi triennali. Questi programmi triennali consentono di avere un piccolo contributo che ci consente di fare tutto questo a vantaggio di tutti. Gli sponsor auspicati, perché questo abbiamo presentato un bando alla Fondazione CRT e un altro al Consiglio regionale del Piemonte, proprio per continuare a dare meglio di noi. Il percorso formativo ha ottenuto già il logo ufficiale dell'UNESCO, ieri ne abbiamo parlato, abbiamo detto che tutti coloro che fanno delle attività sul patrimonio immateriale possono richiedere e ottenere il logo. Questo è il link al quale potete richiederlo, ma se volete lo possiamo anche mandare per mail. E l'UNESCO si raccomanda che tutti coloro che fanno delle iniziative rispetto al patrimonio immateriale
ne prendano nota del link e invino le loro iniziative. Ieri abbiamo sottolineato che anche questa manifestazione di questi 3 giorni ha già il logo, perché ce l'hanno concesso, abbiamo fatto domanda, la domanda è molto semplice, nome, cognome e che cosa è il contenuto dell'iniziativa. Gli obiettivi sono quelli naturalmente di celebrare i 20 anni, quelli di rappresentare e di far capire che cosa significa essere patrimonio culturale immateriale e poi, siccome il patrimonio culturale immateriale per ora in Italia è costituito da 16 elementi e tutto il percorso lasciava spazio a far conoscere meglio che cosa sono le città creative. Le città creative non solo piemontesi, che sono già 3, sono la città di Torino per il design, Alba per la gastronomia, Biella per l'artigianato e le arti popolari. Le città creative sono un'invenzione dell'UNESCO per consentire alla popolazione urbana di vivere in modo creativo e non così parossistico la vita dei grandi centri urbani. Da quando nel 2000 si è detto la metà della popolazione mondiale ormai vive nei grandi centri urbani, non disperatevi, cercate di trovare qualche cosa di creativo, di importante da fare pur sempre nei centri urbani, che sono in ogni caso un'occasione. E allora ne parleremo e vedremo quali sono. O anche le Learning City sono un'altra delle realtà che l'UNESCO valorizza. La prima Learning City in Italia è stata proprio Torino. Le tappe del percorso sono, come sempre, una giornata inaugurale alla quale naturalmente siete già invitati sin d'ora, il 13 novembre presso il campus, 4 incontri pomeridiani di formazione dalle 15 alle 18, sempre il lunedì, perché il lunedì gli insegnanti ci hanno detto che è la giornata migliore per loro, e questi saranno anche fruibili online, così come la giornata inaugurale. Il maggio del 24 avremo la giornata conclusiva che dura 8 ore e che vede protagonisti i ragazzi che hanno insieme agli insegnanti dal mese di febbraio fino alla fine di aprile approfondito uno dei temi che a loro è piaciuto di più approfondire, come abbiamo dimostrato giovedì sul patrimonio materiale. Ci hanno mandato video, ci hanno mandato delle loro comunicazioni, dei loro anche sketch teatrali, delle loro poesie, come ha ricordato Rosanna questa mattina. La stessa cosa speriamo succeda nel maggio del 2024. Per ora abbiamo già 18 scuole iscritte, speriamo che aumentino. A maggio a Venaria eravamo 1100, quindi tra le scuole superiori e le scuole inferiori. Le iscrizioni le potete fare naturalmente attraverso il nostro sito segretariacutorino.org con un apposito scritto che, come è scritto lì, naturalmente trovate già sul nostro sito. Direi che non è il caso di ripetere quali sono gli elementi italiani perché lo scopriremo durante il corso. Mi fermo qui. Grazie Maria Paola. Grazie a tutti quelli che sono venuti e che hanno resistito sinora. Grazie. E l'intervento finale per chiudere questa nostra giornata definitivamente alla Presidente Teresa Gualtieri. Le nostre chiusure sono sempre un arrivederci, è un'apertura e nuovi appuntamenti che su questo tema e su tutti i temi di interesse UNESCO proseguiranno. Sono state 3 giornate, io penso, proficue per quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo appreso, ma proficue soprattutto per rinsaldare i nostri rapporti e la nostra rete. I rapporti di amicizia e di condivisione sono quelli che ci sostengono, sono la nostra forza. Con quelli noi lottiamo e quello offriamo all'UNESCO come il nostro impegno nel momento in cui aderiamo ai club e alla federazione di divulgazione e diffusione. Allora, in chiusura, innanzitutto i ringraziamenti doverosi, ma non solo doverosi, sentiti, al Club per l'UNESCO di Torino, a Maria Paola Azzario, a tutti i soci, ne nomino uno in particolare, un tale Giovanni Chiesa, un socio. Lei niente, guarda.
per la resistenza, sì, forse. Ma non solo, Maria Paola e il Club di Torino hanno coordinato splendidamente queste giornate, ma hanno coordinato tutti i club del Piemonte, quindi grazie per l'organizzazione e per l'accoglienza anche personale che abbiamo avuto noi tutti del consiglio direttivo, quindi veramente è stato un bel momento. I biscotti che avete portato sì, da abbiamo Pollenzo. anche biscotti, tutto. Per il viaggio di ritorno, gli altri sono stati dati precedentemente. Sicuramente queste giornate saranno uno di quei momenti che poi si ricordano e si raccontano, vero Santina, nella nostra storia. Che dire, noi andremo avanti, gli spunti sono stati tanti, continuiamo su questo tema del patrimonio immateriale che peraltro stamattina si è materializzato, perché si è materializzato con i corni e con il cane, per dimostrare che questo termine immateriale per chi non è della materia può creare anche qualche falsa, diciamo, opinione. Invece è immateriale ma è vivente, cioè non è un monumento ma invece è vivente e l'abbiamo visto. Proseguiremo, noi raccoglieremo naturalmente, questo dicevamo, con loro qui al tavolo tutti i materiali che i club a distanza, che io saluto tutti, che tutti saluto, li raccoglieremo e saranno parte di un programma che proseguirà, che stiamo ragionando anche con Patrizia Nardi, che ci ha seguito con pazienza e che non lasceremo, continuerà a seguirci, ho visto dappertutto, per organizzare questo nostro contributo. Cerchiamo di essere presenti ovunque si parla di UNESCO e di patrimonio, per portare il nostro contributo e, perché no, per apprendere e poter meglio diffondere. Fra gli altri eventi in questo momento è iniziato una settimana fa un corso di capacity building realizzato dall'ufficio UNESCO del Ministero della Cultura insieme all'ufficio UNESCO di Venezia. Io mi sono iscritta, pur essendo più particolarmente rivolto ai giovani, diceva lì nella dicitura, ma io ho scritto che nel mio ruolo, sì che sono giovane, ma nel mio ruolo desideravo ascoltare per poter poi trasferire ai giovani e non solo. È un corso, io direi base, però gli elementi base da diffondere a chi non conosce sono sempre utili, quindi anche questo materiale poi lo raccoglieremo e lo diffonderemo a tutti voi perché lo utilizziate se possibile. Questo e tutto il resto. E allora che dire, chiudiamo qui, un saluto davvero sentito a tutti, grazie per essere presenti. Fotografa Santina, fotografa. Per la foto di gruppo, sì. Dove la facciamo? Se c'è la... Ah sì, sulle scale. Io mi vedete che guardavo perché guardavo qui la diretta Zoom. Ecco, saluto tutti quelli che ci guardano. Arrivederci, alla prossima.